Salve signora, buongiorno. Salve, sono Dario. Passami i bombetti. Saltare il cervello in aria. Licenziare 3 persone. Condo! Modo! Contratto a tempo determinato! 3 mesi a Cerignola! Non ci posso credere! Salve signora, buongiorno. Salve. Noi ci occupiamo di import e export. Pietro, ma tu ti ricordi quando nella pausa pranzo noi stavamo tutti quanti insieme? Sì. Sì. E allora quando, Pietro? Quando abbiamo perso tutto ciò? Alle 8:40. Sempre specifico, Pietro. Anche 45. Troppo specifico, Pietro. Quando abbiamo perso la comunicazione? No, la richiamo io, perfetto. Non l'orario, dico proprio la Ma che hai perso, dimmi. punti di riferimento. Dico, punti no, di- proprio, proprio Sì, l'ha fatto. mi dica. Bartolo, compagno, tu ti ricordi quando stavamo tutti quanti insieme? La pausa pranzo era un modo per condividere le idee, per mangiare tutti quanti insieme. Sì, va bene, non avevamo soldi, però mangiavamo tutti, è vero. Avevamo un ideale, compagno mio. Eppure io sono convinto che se smettessimo di guardare questi maledettissimi schermi, tieni, mangialo tutto, è mortazza. E se smettessimo di ricaricare questi maledettissimi profili e le usassimo per comunicare, allora sì, la rivoluzione è possibile! Sì! Perché siamo qui? Perché è l'unico punto dove prende il wifi! No! Sì, No! e prende solo qua. No! Perché possiamo entrare nelle case di milioni di persone! Sì! E allora mettiamoci tutti quanti insieme, giovani, vecchi, precari, determinati e indeterminati, e facciamo la rivoluzione! Chiamiamo il manifesto online. YouTube proletario! Il gameplay della rivolta! Allora chiudiamo tutti i dispositivi e andiamo per strada! Chiudiamo i dispositivi e scendiamo per le strade! Chiudiamo i dispositivi e scendiamo per le strade! Sì! Sì. No? Sì. Sì? Sì, per me venerdì va benissimo. Salve signora, buongiorno. Salve. Noi ci occupiamo di import e export di macchinari di alta Grazie a lei. applicate alle La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al Bartolo, ma tu che lavoro fai? Veramente sono disoccupato. Bravo, il lavoro è importante.